grandissimo disastro, inimmaginabile cosa è successo. Per fortuna è andato anche troppo bene, poteva essere molto più grande, una catastrofe. E la grandine ha chiuso i tombini e non c'è stata più possibilità proprio che l'acqua possa defluire. Ho parcheggiato la macchina lassù e io abito lì e sono entrato, c'era l'entrata con 25 cm di acqua, per cui ho messo un'ora per svuotare, poi sono rimasto bloccato in ascensore mentre andavo su. Il negozio è distrutto, è arrivata questa grandinata e acqua, ha sfondato la vetrina, è venuta dentro con tutta la forza che avevo, ci siamo trovati le scrivanie là, i computer accatastati. Stima di danni così intanto iniziali? Saranno 200.000, secondo me 200.000 ci sono tutti. In bottega da me adesso ci sono delle persone che stanno aiutando che non conosco e che ringrazio continuamente piangendo perché ogni volta che gli dico grazie mi viene da piangere.